Negli anni abbiamo maturato svariate tecniche per evitare i fatidici buona pesca. Sveglia con gli auricolari, anche se la consorte addestrata non si sa mai. Allo stesso modo abbiamo affinato le nostre tecniche di vestizione, portandole ad estremi ragguardevoli. Scendere le scale è il momento più critico, ma sono le 6 di mattina e anche la vecchina del terzo piano dovrebbe dormire. Tutta la nostra roba è già in macchina. Il portellone del garage fa troppo rumore. Perfetto, macchina accesa, stereo a palla che non si sa mai ci sia qualcuno in finestra. E finalmente siamo al sicuro. Stavolta ci è andata bene. Ciao a tutti amici della Good Terror. Allora, oggi siamo in un posto segreto, non possiamo dirlo. Però suburbano. Siamo sull'Isonzo, questo è indubbio, però top secret, no, sono sicuro. Comunque oggi siamo qui per una bella pescata bolognese classica, quindi non minimal fishing oggi perché veramente siamo pieni di roba, pastura, mais, di tutto. Perché ci vuole per tirare fuori il pesce, per risvegliarli un po'. Speriamo, perché l'acqua è ancora freddina e sono i primi pesci della stagione. Vediamo. Comunque puntiamo a target cavedani, barbi, savette. Se c'è qualche trota avanzata, ma qualche proprio chicken trout stile TP, mi segna il buon Alex. Vediamo che succede. Beh dai, cominciamo a preparare la roba che qua il tempo stringe, abbiamo voglia di prendere c'è qualcosa. lo scirocco, buona per la passata. Esatto. In più c'è Marche che se no si addormenta perché ieri ha fatto motoleata. Beato lui. Boh dai, via, avanti. Bene amici, iniziamo a preparare un po' tutto l'occorrente. Come canne useremo delle bolognesi da 7 metri, io preferisco ad azione morbida, mentre Marche ad azione rigida. Galleggianti da 2 grammi e spallinatura aperta, ami molto piccoli, dal numero 16 al numero 20. Bene, Enrico adesso preparerà la pastura. Una volta tanto non tocca fare a me questo sporco lavoro. Marche è di là che prepara la sua roba, per cui ti tocca come ospite. Ti piace vincere facile, eh? Per la pastura useremo la classica pastura rossa base formaggio per savette e cavedani. Ci aggiungeremo un po' di pangrattato e mescoleremo il tutto amalgamando gli ingredienti. È stato bello conoscerti Alex, non credo si ripeterà l'esperienza. Quasi quasi mi tuffo io a mangiare. Poi, come provetti chef, daremo quel tocco di dolce variegando il nostro composto con dell'ottimo mais da supermercato. Mais rigorosamente studiato per la pesca. Assolutamente sì, gran riserva. Gran riserva Selex. E devo dire che funziona bene, eh? C'è qualcun altro infatti che sembra apprezzare gli scarti della nostra lavorazione. E mentre l'Alex e il buon Marche cazzeggiano, direi che ci siamo come compattezza. Ok, prepariamo 4 belle palle, tanto per cominciare. Ma che belle mani rosse che hai! Aspetta che ti do un abbraccio. No, non voglio!
Bene, lasciamo agire per bene la pastura sperando che le nostre amiche oche ne lasciino un po' per i pesci. E intanto iniziamo a prepararci per dare il via alle ostilità. Amici, ve lo giuro, non sono riuscito nemmeno ad aprire la mia canna che da dietro inizio a sentire Enrico che esulta e parte così il primo combattimento della giornata, senza neanche capire bene dove siamo. Bravo Enrico, devo dire una cattura davvero inaspettata, in quanto, teoricamente, le semine nel fiume Isonzo dovrebbero essere di sole marmorate, tra adulte e avannò. Poco importa, rilasciato il primo pesce si continua a pescare, tra una risata e l'altra, con le ormai addestrate oche che continuano a mangiarci la pastura. Ok, finalmente è arrivato anche il momento di aprire la mia canna. E invece niente da fare, perché anche il buon Marche, che non vuole essere da meno, per tenere alta la bandiera della Gudo Terror, incanna un bel cavedano e inizia un nuovo emozionante combattimento. Ah, i cavedani, io adoro i cavedani, se non altro perché sono rimasti solo quelli ormai nei nostri fiumi. Preso con 3 chicchi di mais. 3 chicchi? 3 chicchi. Meglio abbondare, Meglio insomma. abbondare per prendere così. Bene, bene. Cavedani, cici. Bisogna abbondare. E adesso andiamo a Liberiamolo. Oh! Abbiamo fatta, abbiamo scappottato!
frattempo che anch'io aspetto la mia mangiata, voglio fare un attimo di chiarezza. L'Isonzo ha una zonazione particolare, la zona normale dove tutto, o quasi, è concesso, e le zone come questa definite RPS, regime particolare salmonidi. In queste zone è obbligatorio pescare artificiale, con amo singolo e senza ardiglione, e sono vietate l'esche naturali come pesciolini, camole, vermi. Tutte quante? No! Nel regolamento della licenza si legge chiaramente che è permesso pescare con sfarinati di natura vegetale e mais per la pesca ai ciprinidi. Però qua io sono ancora a bocca asciutta e lo spot si è come spento. Questi pesci non sono abituati alla cagnara di una banda di pescatori della domenica e rimaniamo un bel po' senza vedere una mangiata finché finalmente è di nuovo Enrico che parte in combattimento. Bene Enrico, mi sembra che l'Ode Barboa abbia funzionato, eh? Direi proprio di sì, Alex. Infatti c'ho ancora l'Ode Barbo addosso e questo barbo non ha potuto resistere. Ilo? Slamato? Si è slamato anche da solo. È proprio un bravo barbo. Che bello! È un pesce bellissimo. Ha le pinne perfette. Il barbo è un pesce meraviglioso. Il barbo è un pesce che io adoro perché a differenza di tanti altri pesci è un pesce nervoso, un pesce d'acqua dolce che dà filo da torcere e i combattimenti sono veramente stupendi. Veramente, veramente un pesce stupendo. Vai! Rilasciamo il nostro amico Barbo e godiamoci il momento più appagante di ogni cattura, il rilascio. Per quanto mi riguarda non c'è niente di più entusiasmante di poter ammirare un pesce così affascinante da vicino e poi vederlo allontanarsi salutandolo fino alla prossima occasione. E Marche se ne va, perché lui è bravo, deve studiare, deve lavorare, il suo pesce l'ha preso. Fatto il mio. Ciao. Ciao. Ciao, ma è stato un piacere. Ci vediamo alla prossima. E magari anche l'Alex prenderà qualcosa. Sì, prendete in giro. Prendete. Non è più per lui. Dovrebbe stare a casa con la sedia seduto. Sì, con la pizza. Grazie. Ma te ne puoi andare, adesso. No. Ciao, te ne puoi andare, devo andare. Sì. Non ti dico neanche dove. Boh, Enrico Marco è andato e mi lascerai il pesce adesso. Ti prego, uno. Beh, sì, dai, forse te lo meriti. Forse. Se non arrivo prima io. Vabbè, adesso però ci provo veramente, Adesso smettiti l'impegno. Beh, diciamo che l'impegno anche ci sarebbe. Sono i risultati quelli che mancano. C'è questo odore di cappotto nell'aria che conosco molto bene. C'è quindi un'unica certezza. Quando il pesce non mangia, mangiamo noi. Abbiamo pescato ancora un po', ma con nessun risultato, e decidiamo quindi di chiudere le ostilità finite tristemente per me senza onore. La giornata è finita e Per chi bene? per qualcuno no. Oggi Enrico ha dimostrato che saper conoscere quel spot fa veramente la differenza.
Vabbè, comunque l'importante è andare a pesca. Esatto, in buona compagnia, In buona compagnia, divertirsi, bersi una birretta, farci 4 risate e via. Alla fin fine 3 bei pesci sono venuti fuori e quindi siamo comunque stracontenti. Io ti ringrazio e insomma avremo sicuramente modo di andare a prenderci una capretta e avrà benissimo dalle l'occasione mie di parti. vendicarsi. E mi vendicherò, perché mi vendicherò. Secondo voi, io adesso sono andato a casa dopo che loro hanno preso e io ho capottato? Eccomi qui dunque per soddisfare il mio ego e recuperare dignità di fronte a me stesso. Preparo velocemente tutto e comincio a pescare in un lago della mia zona, con obiettivo una bella carpa che mi faccia dimenticare il nero cappotto. Ma la pesca della carpa, come si sa, è lenta. Molto lenta. Troppo lenta. Sfiancatamente lenta. E si rischia di passare un bel po' di tempo a guardare un galleggiante fermo. Magari ci si sveglia perché si percepisce una vibrazione nell'aria, ma è tutta suggestione. Il galleggiante è sempre lì, fermo, non ci sono bolle che salgono dal fondo e quindi non c'è nessun movimento. Arriva poi il momento in cui tutto si trasforma, l'adrenalina schizza a 1000 e inizia il combattimento. Che lotta, amici! È iniziata il tramonto e dopo 20 minuti almeno ero ancora lì. La luce piano piano se n'è andata e tutto è diventato molto più complicato. Non vedevamo più il pesce in acqua, non vedevamo la lenza, ma siamo riusciti finalmente, non sappiamo nemmeno noi come, a portare il pesce a guadino. Purtroppo non abbiamo ripreso, è troppo buio, ma abbiamo fatto comunque alcune foto. È un pesce che abbiamo preso in 2 questo. Io l'ho allamato e l'amico Alessio l'ha portato a guadino. Da solo sarebbe stato davvero impossibile in queste condizioni. L'importante però è che alla fine di questa lunga giornata ho scapottato finalmente anch'io!